Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Music loud, women walk, being kicked around. This is how I walk. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di Spec Ops The Line. Ci ritroviamo nuovamente all'interno della seconda parte della demo, dove dobbiamo ritrovare la pattuglia Alfa e soccorrerla. E ci ritroviamo nuovamente con la nostra squadriglia formata da Adams e Lupo qui accanto a noi, anzi da Lugo. E dobbiamo continuare a sconfiggere questi dannati che continuano a sparare al di sopra di noi stessi. Cerchiamo innanzitutto una copertura. Abbiamo ancora qualche proiettile all'interno del nostro MA4A1, qualche altro proiettile all'interno della nostra pistolina, ma ritroviamo davanti a noi una bella mitragliatrice fissa a quanto pare. Vediamo, sì, seguita da un bel fuoco di copertura di qualche talebano che continua a far fuoco. Allora, buona idea, ecco, il nostro amico ci ha prelevato le parole di bocca. Nascondiamoci, attenzione, pericolosissima. Forza, 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 nascondiamoci. Eccoli qua gli stronzoni. Lasciamo la copertura e nascondiamoci. Giù. Guardate quanto sono stupidi questi dannati qua. Nascondono una bella bombola del gas davanti alla loro postazione di difesa, ragazzi. Vediamo un po'. Ecco qualche altro nemico. Le munizioni in questo gioco sono molto limitate, quindi è meglio ritenere qualche proiettile nel caricatore più di sparare a vuoto. Attenzione. Ricarichiamo. Perfetto. Scavalchiamo. Diamo un'occhiata alle armi che ritrovano. Benissimo, solo pistole. Proviamo la nuova mitragliatrice, ragazzi, anche per dare un'idea. Eccola qui, vediamo un po'. Ci avrebbero potuto uccidere in 2 secondi. Non sono stati capaci però. Ok, ricarichiamo. Ci sono solo Uzi da queste parti. Io direi di rimanere con la nostra fedelissima pistolina e il nostro mitra. Mayday, Mayday, qui pattuglia Alfa. Richiediamo assistenza immediata. C'è nessuno? No, mi dispiace, siete soli. Vediamo dove vanno i nostri amici continuamente all'interno delle dune. Alfa, se mi sentite, ci avviciniamo alla vostra posizione. Oh cazzo. Grazie a Dio. Cazzo. Credo che Marzen sia morto. Sei ferito? C'è qualcun altro con te? Siamo in 4. Stiamo bene, ma le munizioni sono quasi finite. Non riusciremo a trattenerli a lungo. Ok, resta calmo. Ci siamo quasi. Che abbiamo? I nostri sono bloccati nella fusoliera. Eccoci nuovamente all'interno delle dune, ragazzi. A quanto pare è avvenuto un incidente aereo all'interno di questa duna enorme e dobbiamo effettuare qualche azione di soppiatto montando il nostro silenziatore. Ecco qua, guardate che figo. Riduciamo portata, penetrazione e così via per effettuare qualche azione stealth. Vediamo un po'. Ecco 2 nemici. Vediamo se possiamo ucciderli con tutta la calma possibile. Ecco il primo stronzone. Nemico a terra. Bella confermata. Muoviamoci, ma senza farci scoprire. Benissimo. Rimangono altri 2. Ce ne occupiamo noi. Ah, uno ferito. Benissimo. Ok, devo ricaricare. Wow, c'è anche la modalità furtiva, ragazzi. Non credevo che in un gioco con così tanta adrenalina ci fosse anche una modalità furtiva. Wow. Chissà come è arrivato qua giù questo aereo. Probabilmente per la tempesta di sabbia. Comunque il dettaglio grafico, ragazzi, come potete vedere, è all'altezza di ogni aspettativa, completamente definito in ogni minimo particolare. Intanto tutte queste Jeep Hammer americane sparse all'interno del paese, chiamiamolo deserto. Ok, con molta calma, veloci. Ci hanno visto? Spero di no. Ok, ancora non ci hanno visto. Che stronzoni. Probabilmente all'interno di quell'aereo ci saranno i nostri uomini. Vediamo, questo qui è un avversario. Cerchiamo di farlo fuori. Ci ha visto? Certo che nel mirare a questa distanza non me la cavo molto bene. Ecco qua, ancora non ci hanno visto. Bersaglio a terra. Wow, ragazzi, a terra. siamo dei veri e propri cecchinoni. Certo, praticando sniper tutto questo tempo mi sono abituato ad effettuare queste azioni furtive. Vediamo un po'. Si sono accorti di noi, quindi io direi di smontare il silenziatore per guadagnare più penetrazione, eccetera. Ok. Voglio provare qualche nuova arma. Ho visto laggiù a terra qualche fucile a pompa utile per incontri ravvicinati, soprattutto all'interno di questo aereo avverranno, quindi muniamoci di un bel fucile a pompa. C'è una questo stronzone. RPG nelle mani, ragazzi. Ci sono svariate armi. Vediamo se la finiscono di parlare questi stronzoni della mia squadra. Coda dell'aereo, Eccone uno. AK-47. Prendiamolo, ragazzi, non abbiamo quasi più munizioni, quindi è meglio provare una nuova arma. Proviamo tutte le armi disponibili.
Vediamo un po'. È molto più figo ma molto più impreciso. Infatti guardate un po', è la solita arma di questi paesi orientali. Comunque ragazzi, il gioco di squadra all'interno di questo game è fondamentale. Non possiamo fare tutto da soli senza la nostra squadra. Infatti possiamo effettuare, come avete ben potuto vedere, gli ordini sia di uccidere che di stordire la nostra squadra, anzi la squadra nemica. Ecco qualche altro stronzone che sta scendendo. Benissimo. Cosa c'è qua a terra? Una borsa. Vediamo un po'. Flight recorder do not open. E invece noi siamo così intelligentoni che l'apriamo. Vediamo un po'. Cosa c'è? Sanno delle registrazioni. E infatti, vediamo, ascoltiamo. E il carrello è rientrato. Grazie a Dio è l'ultima. Wow, piccolo colpo di vento, nessun problema. Non so, Metar e Taff non erano eccezionali. Credi fosse meglio aspettare? Direi di no. Questa gente paga 4 volte di più per andarsene in fretta. Se chiedono un rimborso ci fanno il culo. Non sembrava un colpo di vento. Oh cazzo, è sabbia quella! Cazzo! Tempesta ore 6! Mai vista una così grossa! Accelera la salita! Tiralo su, Eric! Tiralo su! I motori sono ingolfati. Dobbiamo rinunciare. Il motore 1 è andato! Cazzo! Controlla il 2! A quanto pare ragazzi, all'interno del gioco ritroveremo dei documenti, ovvero delle registrazioni che sono state effettuate all'interno di un contesto. Infatti all'interno di questo incidente aereo possiamo ritrovare questo bell'aereo di Dubai che volava al di sopra dei cieli di Dubai ed è stato abbattuto direttamente dalla tempesta di sabbia, come abbiamo potuto sentire, e quindi ci saranno altri frammenti, ovvero di queste registrazioni, che ci faranno capire, anzi che faranno capire al nostro caro tenente che cosa è accaduto all'interno del contesto in cui ci ritroviamo, anche per avere un po' un'idea dove stiamo operando e quello che è successo. Comunque non era molto difficile intuire che l'aereo è andato giù per colpa della sabbia. Comunque diamo un'occhiatina. Allora ritroviamo il nostro fucile a pompa ragazzi, possiamo prenderlo. Vediamo un po' se possiamo effettuare qualche bella azione di soppiatto, anzi più che di soppiatto, corpo a corpo accentuato, visto che ci ritroviamo in un ambiente chiuso. Ok, saliamo su. Eccone uno. Wow, eccone ancora un altro. Il nostro fucilone a pallettoni. Attenzione, continuano a spararci. Vediamo un po'. Abbiamo diverse munizioni, possiamo divertirci ancora per un bel po'. Tanto delle bottigliette di vodka, neanche questi si limitano a bere ragazzi. Dove si ritrovano? Ah, eccoli là. Vediamo se possiamo ordinare ai nostri uomini di ucciderlo. Vediamo, perfetto. Hanno gettato una granata, furbi i nostri amiconi qui. Possiamo sparare anche in modo tale che non veniamo colpiti, riducendo di molto la precisione. Questo mi ricorda un po' GTA 4 ragazzi. Ok, troppo lontani. E che fucile è? Lo capisco che a pompe è anche la canna rigata e tagliata, però un po' di portata la postura avere in 5 metri di fuoco. Wow, possiamo anche spezzettare i cadaveri con i nostri proiettiloni ragazzi. Guardate un po', ho visto volare una testa. Vediamo, anzi no, questo è un passeggero. Una testa o un passeggero? Che cos'è? Un passeggero ormai depredato dalla sabbia. Ok, vediamo un po', continuiamo ad andare avanti. Sfondiamo. Cosa c'è qui? No, nostri uomini che vengono giustiziati. La testa gli è saltata, avete visto ragazzi? Merda, abbiamo degli ostaggi. Va bene, calmatevi e lasciatelo andare. Ce l'abbiamo come Muoviti, ostaggio. Walker. Fai in fretta, Walker, o è morto. Ok, facciamo sparare ai nostri amiconi. Ecco il fucilone a pompa ragazzi, più proiettile. Anzi, una diamante di proiettili. Vediamo se riusciamo a salvare il nostro caro amicone. A quanto pare ce l'abbiamo fatta, vediamo un po'. Eccolo qui. Chi è? Will Smith? Devi parlare in fretta, sta andando. Siamo qui per aiutare, rimani con me, ok? Sì, sì. Lasciatemi perdere. Hanno preso McPherson. Trovatelo. Lo faremo, ma prima dimmi dove l'hanno portato. L'hanno portato al nido. Il nido? Il nido. Va bene, ottimo. Che mi dici di Conrad? È ancora vivo? Troppo tardi. Infatti. Azione. Luco, segna i cadaveri sul TAC. Adams, esci e cerca delle tracce. Voglio sapere cosa sta succedendo in questa città. Lo vorrei sapere anch'io. Vediamo un po' cosa ritroviamo qua intorno Ho ragazzi. diverse tracce dirette a nord. Allora Seguiamole, seguiamole. seguiamole. Speriamo che non termini proprio qui la demo. Voglio vedere proprio quello che succede. Bellissimo il paesaggio ragazzi. Davvero molto ben dettagliato. Eravamo andati a cercare Conrad, ma trovammo molto di più. Era scoppiata una guerra civile
La città stava andando in pezzi. Notizia fresca! L'attacco ingiustificato di oggi contro il 33esimo significa, l'avrete capito, la fine della tregua. Non solo c'è gente qui, ma c'è anche un fottuto DJ. Lasciatemi dire che la situazione è ancora più strana. Dubai era nel caos. Era già abbastanza brutto che i rifugiati e il 33esimo combattessero tra loro. Scoprimmo che i rifugiati erano guidati da un agente americano della CIA. Dov'è il soldato? Quello che abbiamo preso dall'aereo. Di sotto, signore. Ma ora ci volevano tutti morti. E quello era solo l'inizio. Oh mio Dio. Cosa c'è? Sto ricevendo qualcosa. Dovete sentire anche voi. Trasmetti pure. Nome e grado. Agente Daniels, CIA. Bene. Perché lei e i suoi uomini siete venuti a Dubai, tenente Daniels? Stiamo cercando sopravvissuti. Ok. Pare proprio che dica la verità. Possiamo cominciare. Basta, Lugo. Signor sì, Puoi rintracciare il segnale? l'ho già fatto. Viene da laggiù. A quanto pare, ragazzi, dobbiamo andare a ripulire sappiamo che una un bella agente stanza è delle ancora torture. Più di uno direi. Se è il 33esimo a trasmettere questa merda c'è una ragione. Pensi che sia un'esca? Abbiamo abboccato. Sì, sì, andiamo, vediamo cosa c'è. Ci può stare. Calma. È più profondo di quello che sembra. Vediamo un po'. Wow! Guardate che panorama, ragazzi. Mozzafiato, capitolo 5. Il bordo, direttamente dal capitolo 1 al capitolo 5. Frammenti della storia. Benissimo, quindi possiamo vivere un altro Segnale capitolo. arriva Vediamo. da là sotto. Molto sotto. Il 33esimo usa una lenza lunga. È ora di riavvolgerla. E come facciamo a scendere giù? Sai che è una trappola. Esatto, ma la città è impazzita. Daniels potrebbe essere l'unica speranza di risolvere questo Ok. casino. Acqua, ti prego. Chi c'è qui? Vediamo un po'. Ah, ecco il cavo, ragazzi. Vediamo un po' se possiamo saltare da un palazzo all'altro così, come se non fosse accaduto niente. Eccoci. Whee! Guardate che figo. I nostri uomini si stanno lanciando o ci fanno morire solo a noi? Ah, ok, guardate che bella angolazione però del nostro personaggio, ragazzi. Completamente definita al massimo. Vieni qua. Scendete. Ti copro io. Ci insulta pure. Vediamo, mettiamoci davanti. No, niente, niente, niente. Scendiamo, checkpoint raggiunto, perfetto, mi sento sempre più tranquillo. Wow, che è? Un nuovo fucile. Ah no, il solito M4A1. Però ci ritroviamo in un ambiente chiuso, quindi meglio un bel fucile a pompa. Ok, andiamo con calma, ragazzi. Ci hanno visto. Maledizione, voleva agire di soppiatto, ma niente. Ecco il nostro cuore, ragazzi. Team. Ricarico! Team. Occhi Ci serve un aperti! defibrillatore. Munizioni, benissimo. Casse delle munizioni. Raccogliamo. Possiamo anche aprirle, benissimo. Anche granate, ottimo. Q per lanciare una granata, benissimo. Anche loro disponevano di un bel fucile a pompa come il nostro. Ed ecco l'indicatore delle granate a sinistra. 2 granate frammentazione su 3 tipologie di granate. Una granata sarà la granata stordente e la granata in mezzo ancora non sono riuscito a capire che cosa sia. Lo vedremo più avanti. E ecco qualche altro stronzone. Ci hanno ammazzato però, ricarichiamo. Attenzione, comando cura. È ferito. Attenzione, il tango tenta di muoversi! Dobbiamo curarlo, dannazione, vediamo un po'. Infatti, come potete vedere, l'indicatore del nostro personaggio si è leggermente, attenzione, annerito. Stronzoni. Beccato! Maledetti. Ricarichiamo. Adesso arrivo, amico mio. Sto morendo anch'io però. Adam sta morendo, ragazzi. Vediamo un po' dov'è Adams. Lugo. Adams è laggiù, si sta curando da solo. Devo arrivare, ragazzi. Si deve fare di tutto per salvare un amico in battaglia. Eccolo qui. Bara spaziatrice. Curiamolo. Wow, l'abbiamo curato direttamente con una bella punturina sulla spalla. Abbiamo fatto una bella antitetanica. Eccolo qui. Attenzione, dobbiamo sparare in questa maniera con il nostro fucilone a pompa. Tagliato direttamente dal nostro personaggio. Ricarica, ricarica. Bellissimo, ragazzi. C'è anche l'abilità cura. Ok, dobbiamo ucciderlo questo talebano qua giù. Ecco qui. Sul mio bersaglio! Sparagli. Benissimo, eccone ancora altri.
Stordisci? Nemico allo scoperto! Ah, devono ucciderlo. Fatelo fuori! Dai. Questa era una palestra, ragazzi, se non ve ne siete accorti. Guardate un po', si chiamava Balance, con gli attrezzi ginnici. Saranno ancora vivi questi stronzoni qua giù, vediamo. No, in fin di vita. Vediamo se possiamo scannarlo. Eccolo qui. Sempre il solito pugnone. Eccolo qui. È spacciato! Una nuova arma, MP5, ragazzi. Qua c'è un M60, che cos'è questo? Wow, prendiamolo. Vediamo un po', lasciamo perdere il nostro fucile a pompa per adesso. Ok, ricarichiamo. Dove dobbiamo andare? Probabilmente dobbiamo scendere giù. Ok, andiamo. In movimento! Ecco, guardate dei nemici che ci sono qua giù. Uno solo. Ecco un altro. E i nostri uomini che fanno? Ci lasciano soli? Bellissima quest'arma. Molto più semplice del fucile a pompa. Attenzione, il tango tenta di Tango? muoversi! Dove sono i nostri uomini? Occhio, tizio Vediamo, col fucile! vediamo. Tizio col fucile in Forza, arrivo! tutta forza, nascondiamoci dietro i divani. Benissimo. Attenzione. Adam, ferito? Male ci troviamo, ragazzi. Curalo. Mettilo in sesto! Infatti. Vai. Buonissimo questo fatto di dare la fine alla squadra. Utilizziamo le granate, ragazzi. Bella granatina. Che non abbiamo preso nessuno. Dove vuoi andare, che stronzone? Eccoli qua altri. Guardate qua con quei cappellini da safari. Dobbiamo stordirli. No, giù. Giù. Mannaggia, sbaglio tasto. Nascondiamoci. Anzi che questo divano direttamente in seta, in legno, riesce a tenere una granata. Giù. Wow, maledetto, questo cappellino da safari te lo butto giù. Ecco la pistolina, ragazzi. Amo le pistole, preferisco soprattutto i fucili. Andiamo avanti. Ricarichiamo. Stranissimo però, questi divani direttamente in seta riescono a resistere a proiettiloni direttamente da fucili a pompa, granate e così via. Stranissimo. Raccogliamo munizioni, benissimo. Qua dietro ce ne sono. Tizi con fucile. Uno. Un altro. Un altro ancora. Granate non ne abbiamo più. Forza con il nostro caro fucilone. Troppo lungo. Bene. Carichiamo. È fighissimo questo fucile, ragazzi. Soprattutto utilissimo. Inizia sempre più a piacermi questo gioco. Andiamo, nascondiamoci. Tanto queste sedioline qui sono indistruttibili. Attenzione. Mamma mia, l'ho ammazzato. Rimettilo in sesto. Anzi che è ancora vivo, ragazzi. Se si mettono davanti. Ok, ricarichiamo. Cos'ha questo? Scambia. Hai visto qualcosa? Niente. Dobbiamo eliminarli. Vediamo un po' se possiamo eliminarlo direttamente così. Sul mio bersaglio! Avanti, ammazzalo. Benissimo. Wow, direttamente il vuoto. Mi stavo per scaraventare nel vuoto, ragazzi. Eccolo qua sto merdoso. Prendiamoci il suo AK-47. Più affidabile. Una fottuta pazzia. Non lo so. È chiaro che c'è qualcuno che comanda. Documenti, dove sono i documenti? Eccoli qui. Vediamo. Tu credi? Ascoltiamo, ragazzi. Squadra operativa CIA, nome in codice, Gray Fox. Membri conosciuti, Thomas Daniels, Brian Castavin, Jeff Riggs e Rick Gould. L'interrogatorio di Daniels ha rivelato la responsabilità della CIA negli attacchi contro i nostri avamposti in tutta la città, avvenuti con l'aiuto di membri della popolazione locale, d'ora in poi chiamati ribelli. Si crede che operino al di fuori del territorio sotto la nostra giurisdizione. L'interrogatorio ha rivelato la possibile posizione della roccaforte. Organizzata un'incursione con lo scopo di eliminare la minaccia CIA e ristabilire l'ordine. In caso di fallimento, si raccomanda l'impiego di Daniels per attirare allo scoperto altri membri della CIA.